Michele Artedino, presidente della Nuorese. Domenica a Cagliari avete vinto 4-0, insomma siete a 7 punti di vantaggio sul Portocorallo e 10 sul Fertilia. La matematica non vi dà ancora la vittoria, però diciamo che il vostro destino è nelle vostre mani. Beh, diciamo quasi arrivati ma non arrivati, sì che manca la matematica, ma la matematica è un importante, è l'ultimo tassello per poter dire che siamo in Serie D. Però speriamo di conquistare questi punti, questi 3 punti domenica, anzi sabato, perché anticipiamo sabato col Castiadas, e festeggiare insieme alla città questa grande promozione. Nella partita precedente, quella contro il San Teodoro, insomma, uno stadio con tanti bambini. Adesso questa è una giornata decisiva, ci vorrà tutta la città per spingere la squadra, che il suo l'ha fatto, la società il suo lo stesso, insomma, aspetta la città a dare un segnale importante nei confronti vostri. Assolutamente. Noi penso che il lavoro che è stato fatto in questi 2 anni sia alla luce, abbiamo dimostrato a tutti quello che sappiamo fare. Abbiamo sciolto ogni dubbio, adesso è la città veramente che deve rispondere. Noi anche in settimana faremo un grande lavoro presso le scuole cittadine per fidelizzare i più giovani, i ragazzi a venire allo stadio e a seguire questa importante avventura della Nuorese, che a pensare 2 anni indietro era fallimentare, e oggi viviamo veramente un grande sogno, perché il prossimo anno si può dire che, se tutto va bene e continuando a fare i debiti scongiuri, siamo in quarta serie, una vecchia C2.